Eccoci insieme, cari telespettatori, un'altra intervista, un altro approfondimento molto interessante e che riguarda tutti quanti noi, perché tutti noi, tutto il mondo è coinvolto dalla pandemia. Poco si parla però, al di là di tutte le misure da adottare per evitare contatti di ogni tipo, per evitare di ammalarci eccetera, e le conseguenze economiche eccetera, poco si parla invece delle conseguenze psicologiche che questa situazione sta provocando e ha provocato. Certo, ci sono le conseguenze psicologiche di forte depressione legate a chi perde un lavoro, chi lo sta per perdere, chi si trova in cassa integrazione, chi ha un'incertezza per il futuro, chi ha un'azienda, chi ha un'impresa, ma anche poi a chi ha subito delle perdite importanti, a chi è stato ammalato e come si è ripreso. Insomma, ci sono e tante altre situazioni che adesso ci elencherà, ci spiegherà il nostro esperto, il nostro illustre ospite. Siamo collegati con il professor Claudio Mencacci, presidente di Neuropsicofarmacologia ed ex presidente della Società Italiana di Psichiatria. Grazie di essere qui con noi, Presidente. Grazie allora, a voi dell'invito. Lei ha affrontato sta affrontando in uno studio tante problematiche emergenti. A fronte di tutto c'è la grande pandemia della depressione che si sviluppa si manifesta in varie forme, legata a tutte queste situazioni che obiettivamente abbiamo difficoltà ad elaborare nel modo migliore, nel modo corretto, anche perché c'è una profonda solitudine di fondo, sia per chi si ammala sotto il profilo psicologico si sente solo, sia per chi invece non si ammala e deve far fronte a continui input che la stampa stessa, gli organi di informazione continuano sadicamente a dare. Diventa un'angoscia accendere la televisione, la radio, i media, il cellulare che ti bombarda, è una cosa terrificante. Allora, cosa sta succedendo e il suo studio su cosa verte soprattutto? La grande attenzione che abbiamo portato è a non considerare solamente la pandemia infettiva, ma a considerare che siamo di fronte a più pandemie, non solo perché sono peggiorate insieme alla pandemia da Covid altre malattie, basta pensare al diabete, alle patologie cardiovascolari, a quelle renali, ma anche perché si sono congiunte anche situazioni di carattere sociale, di carattere di modelli di vita, di cambio della nostra modalità di fruire della cultura, dell'istruzione. Sono completamente cambiate anche le nostre relazioni umane e tutto questo insieme di pandemie ha portato il nome di sindemia. Cosa significa sindemia? Vuol dire implica una relazione tra più malattie e queste condizioni ambientali e socio-economiche, e una aggrava l'altra. E quindi bisogna avere, nella modalità di affrontare la situazione nella quale ci troviamo, con una vista larga, perché sono stati coinvolti più sistemi. All'interno di queste pandemie abbiamo quella emozionale perché abbiamo visto che nel corso sia della prima che della seconda ondata di Covid il sconvolgimento, la tempesta perfetta che ha colpito tutti i cittadini, non solo quelli che hanno contratto il virus e ne hanno avuto delle conseguenze, e tra questi 1 su 5 porta dei disturbi neuropsichici. Ecco, sequele neuropsichiche. Cosa vuol dire, professore? C'è una persona che ha contratto la patologia, che ha avuto il suo decorso più o meno grave, eccetera, comunque la patologia intacca anche a livello neuronale, cioè cosa significa? Sì. Beh, significa che i sintomi di carattere neurologico possono andare da un iniziale decadimento cognitivo, avere maggiori difficoltà di attenzione e concentrazione, quella che si chiama la nebbia cognitiva, può avere dei disturbi depressivi, può avere dei disturbi d'ansia, e tutte queste sono delle sequele che non si sono concluse con la fine della patologia più acuta di carattere sistemico o di carattere polmonare. Ecco, le chiedo questo però.
Solo per precisare questo aspetto qui, è legato all'azione del virus oppure come in alcune patologie, come le patologie oncologiche, allo stato di aver contratto la malattia e quello che questa comporta? Beh, quello che una patologia aggrava l'altra, perché questo è il concetto. Quindi noi abbiamo avuto anche un aumento delle patologie legate al diabete, sono aumentati anche i disturbi cardiovascolari, molti infarti non sono stati curati per tempo, ma quello che accade è che l'attacco sistemico del virus genera una delle condizioni di cascata, l'abbiamo sentito in tante occasioni, di aumento di tutti i fattori infiammatori. Beh, questi peggiorano a più livelli diverse aree del nostro organismo, tra cui, come dire, abbiamo anche l'espressione diretta di un stimolo di fattori infiammatori anche a livello del sistema nervoso centrale, a livello di alcune aree del sistema nervoso centrale. Quindi tutto questo è oggetto di studio e di ricerca, anche perché dovremo comprendere meglio quali possono essere delle potenziali conseguenze. Chiaro. Allora, sì, ti lascio continuare. Questo riguarda le persone che hanno contratto. Poi ci sono le persone che hanno avuto dei cari che hanno contratto la patologia e quindi hanno visto aumentare enormemente i loro livelli di ansietà, di preoccupazione, e poi c'è la popolazione generale. Nella popolazione generale la paura del contagio, quello che è stato l'isolamento, la solitudine, la riduzione, l'impoverimento di tutte le relazioni, la condizione di essere sigillati in casa ha comportato una serie di disturbi emozionali. Diversi studi, uno europeo in particolare, dice che nei maggiori paesi europei, in Italia, nel circa 60% della popolazione ha avuto dei disturbi psichici che sono durati più di 15 giorni, il che non vuol dire che siano rimasti poi permanenti, perché ad esempio i disturbi del sonno, coloro che hanno avuto delle alterazioni del ritmo sonno-veglia hanno superato oltre il 35%. Le persone hanno smesso di avere un normale ritmo. Analogamente sono cresciuti sia i disturbi d'ansia, anche come ipervigilanza, come una grande iperallerta su qualunque cosa accada, così come sono aumentati di circa il 20% i disturbi depressivi. Allora, questi sono solamente alcuni degli effetti, ce ne sono molti altri, dalla dipendenza ovviamente da internet ai disturbi ossessivi o compulsivi per i rituali per l'igienizzazione, l'aumento del consumo di alcolici e poi altri riflessi sociali e non ultimo anche quello che è stato l'aumento della violenza domestica. Tutte queste manifestazioni, esternazioni di vario genere che sono soggettive, sono individuali, hanno delle sintomatologie, cioè l'individuo stesso che ha un certo, si accorge di qualche cosa, può allertarsi e provvedere per tempo, prima che sia troppo grave? Beh, sicuramente tutte queste indicazioni, soprattutto sul sonno e sull'ansia, ovviamente si parte sempre da cercare di mettere in atto dei sistemi che aumentano la nostra resilienza e che però sono sempre legati al fatto di mantenere un buon sonno, una buona attività fisica, una buona alimentazione, una buona interazione con gli strumenti che abbiamo da un punto di vista sociale. Il termine è proprio aumentare la nostra resilienza. Uno degli errori più grossi sulla quali siamo caduti o sono cadute molte persone è stato pensare che superata la prima fase tutto fosse in discesa. Purtroppo la comunicazione non ci ha aiutato
e non ci ha aiutato soprattutto il dire a tutt'oggi che il percorso è ancora lungo, perché se c'è una cosa che disturba il nostro cervello è l'incertezza, quindi il continuare a passare da illusioni a delusioni genera solamente grandissima ansietà e purtroppo genera anche non sempre sentimenti solo ansiosi, ma a volte anche rancorosi. Ecco, rancorosi, possono scatenare forme di aggressività, aggressività sociale diffusa come reazione estrema, perché nel resto lei sta parlando di studi internazionali che coinvolgono più paesi, anche europei. In Europa abbiamo già queste manifestazioni aggressive molto forti che attecchiscono in popolazioni magari un po' più, cioè con caratteri diversi da quello italiano, però non potrebbero, se sottovalutate queste sintomatologie, poi incanalarsi in certe manifestazioni? Beh, questo è uno dei timori che da neuroscienziato ci preoccupa di più, perché fondamentalmente l'incertezza genera di per sé grandissima ansietà. Noi come popolo siamo abbastanza addestrati anche all'incertezza attesa, ma quando l'incertezza diventa volatilità, facilmente questi sentimenti, che sono poi sentimenti di esaurimento, di sfinimento, in alcune occasioni, se non apparisse una battuta sull'essere sull'orlo di una crisi di nervi, fondamentalmente si possono trasformare in situazioni particolarmente rancorose, di rabbia, ovviamente anche di insofferenza totale. E questo porta a dei comportamenti non prudenziali, porta anche a situazioni sociali che possono diventare anche molto gravi, perché in questo si insinuano coloro che pensano di avere soluzioni molto facili ad una situazione invece che è molto complessa. Perché i primi sintomi si manifestano nell'ambito della famiglia, no? Quindi gli organi che ci gestiscono non se ne accorgono, perché finché non c'è la rivoluzione civile, tra virgolette, non appare nelle sue evidenze, però già nelle famiglie purtroppo segni di aggressività, di intolleranza sono stati segnalati in modo importante, no? Beh, non solo sono stati segnalati, ma dobbiamo dire che ci sono stati 3 gruppi di persone che hanno sofferto più degli altri, e su questi vanno annoverati sicuramente da un lato gli adolescenti, ma poi le donne e gli anziani. Perché dico queste 3 categorie che sono rimaste più esposte per situazioni diverse? Se gli adolescenti hanno avuto le 2 punte, quelli che si sono chiusi in casa e sdraiati sul divano, o quelli che sono usciti con comportamenti poco prudenziali. Abbiamo avuto il grosso gruppo legato alle donne, che sono quelle che hanno sopportato il carico maggiore, perché fondamentalmente sono state esposte non solo al carico familiare, molte anche allo smart working da remoto, e in più sono quelle che sono state maggiormente sottoposte alle incertezze lavorative e alla disoccupazione. Questo ce lo dobbiamo ricordare, perché sono state il gruppo che non solo per certi versi è un maggiore fattore predisponente per l'ansia e per la depressione, ma anche quello che ha sopportato il carico maggiore di stress. E poi c'è la popolazione, la popolazione anziana, che nel nostro paese è una quota che supera il 20%, che con la chiusura dei rapporti interpersonali, con il rallentamento di tutti gli stimoli al nostro cervello sociale, ha sofferto in maniera particolare l'isolamento, la solitudine e la paura. Ormai è comune avere molte persone, soprattutto anziane con più di 70 anni, che non escono di casa per paura, e nonostante oggi ci siano maggiori possibilità, soprattutto all'aperto, di muoversi in assoluta sicurezza. Ecco, queste cose ne dobbiamo tener conto, perché il nostro è un cervello sociale. Tutte le volte che vengono meno gli stimoli, che sono le relazioni, quello che erano i nipoti o altri membri della famiglia, che non hanno più interagito con noi, ovviamente il nostro cervello si impoverisce.
Ecco, questo è molto molto importante. La interrompo un attimo, professore, perché abbiamo la pubblicità, poi ritorniamo insieme, quindi tra pochissimi secondi, perché vorrei parlare anche di percorsi di diagnosi e cura, se possibile, se esistono, e quindi come intercettare queste situazioni, come poterle curare, se non prevenire, se dei consigli, dei suggerimenti, visto che lei tra l'altro si occupa di forme di depressione, di ansia, di stress, di tutte queste patologie che sono ormai della nostra società e ancor più adesso sono diffuse. Allora, a tra poco, resti con noi.